Crisi dell'edilizia. Opere appalti in stop. Da gennaio 6.000 posti di lavoro in meno. Domani manifestazione regionale unitaria a Palermo. Dario Piparo. Sembrano finiti i tempi in cui i lavoratori e sindacati protestavano contro la classe imprenditoriale, il ceto forte e detentore dei mezzi di produzione. Oggi la situazione è drammaticamente paradossale. Lavoratori e imprenditori, sindacati e disoccupati tutti insieme, uniti dal malcontento. E venerdì le strade di Palermo verranno invase dalle categorie che in questo momento sembrano un'unica grande classe. ANCE, ANIEM, CNA, Legacoop, ANEPA, sigle di costruttori, imprenditori, artigiani, cooperative, tutti a sbattere in faccia la crisi. La crisi, sì, che è diventata una parola insopportabile, la si trova dovunque. 5 lettere che in realtà vogliono dire numeri. E i numeri che il settore delle costruzioni siciliano presenta sono disastrosi. Tra gennaio e aprile di quest'anno 1500 lavoratori in media al mese hanno perso il lavoro. Negli ultimi 4 anni le stime ammontano attorno ai 50.000. Numeri da ecatombe che evidenziano il pantano dell'offerta lavorativa. Nel 2007, tra gennaio e aprile, Regione e Comuni pubblicavano 432 bandi per 402 milioni di investimenti. Quest'anno i bandi sono 80, 350 in meno, gli investimenti di appena 95 milioni. Secondo Salvo Ferlito, presidente dell'ANCE Sicilia, il mercato delle infrastrutture è crollato dell'80%. Le difficoltà della Regione sono tangibili, ma i sindacati di questa nuova classe unica di malcontento lamentano l'inerzia amministrativa, rea di non intervenire per sbloccare i cantieri né per nuovi finanziamenti. Se non si investe nelle costruzioni non c'è ripresa economica, dicono, e la Regione sembra non comprenderlo. C'è spazio pure per contestare l'aumento della pressione fiscale sui materiali edilizi previsto dalla finanziaria. Ma oltre alle proteste ci sono anche proposte. Intanto sbloccare gli appalti già finanziati e non ancora assegnati. Superstrada nord-sud su tutte, con stime di parecchie centinaia di milioni non ancora appaltate e di conseguenza bloccate. Nino Bartolotta, assessore regionale alle infrastrutture, evidenzia le problematiche del budget, stimato sui 490 milioni, gran parte dei quali destinati a spese obbligate e al trasporto pubblico. I margini di intervento sono quindi minimi, ma da parte della Regione sembrerebbe esserci la volontà di dialogare e di ricercare soluzioni. Edilizia agevolata e social housing sono alcuni degli espedienti da avviare. E in merito agli appalti bloccati, Bartolotta rimanda la responsabilità allo Stato. Gli appalti in stallo, dice, come quello riguardante la Ragusa Catania, sono quelli che dipendono da Roma.